In corrispondenza di alcuni periodi di prova dove si presentava una colf che aveva postato su Facebook degli annunci, erano spariti alcuni oggetti preziosi e anche piccoli elettrodomestici. Cerca lavoro o per meglio dire occasioni per poter rubare, proponendosi come colf attraverso annunci tramite un profilo Facebook. Una 44enne di Vedelago ha così avuto accesso a ben 6 abitazioni in cui nei mesi tra maggio e novembre, approfittando della distrazione e la buona fede dei proprietari, ha messo a segno diversi furti, gioielli, monili, contanti ma anche piccoli elettrodomestici. I sospetti, dopo che i carabinieri di Castelfranco Istrana hanno nei mesi raccolto molte denunce per furti avvenuti con le stesse modalità nella zona della Castellana. I militari dell'Arma hanno messo insieme tutte queste cose e sono riusciti a scoprire appunto che la donna, approfittando di questi annunci, si presentava nelle abitazioni e dopo il periodo di prova, che si concludeva chiaramente con nulla di fatto, si appropriava di alcuni oggetti preziosi che poi rivendeva in alcuni compro-oro. Coinvolti nella triste vicenda una 63enne e una 37enne di Strana, due quarantenni e un 86enne di Castelfranco, quasi 10.000 euro il bottino complessivo. Al momento stimiamo in 2000 € sicuri, perché abbiamo rinvenuto i monili in oro in un compro-oro e quindi li abbiamo poi restituiti agli aventi diritto. Abbiamo rinvenuto anche delle fotografie dalle quali possiamo stimare che all'incirca almeno altri 5000 € e stiamo verificando altre fotografie delle quali non abbiamo ancora cognizione di chi siano i proprietari degli oggetti che sono ritratti, e quindi possiamo ragionevolmente dire che ci siano ancora alcune famiglie coinvolte in questo tipo di attività. Parte dell'area furtiva, tra cui monili e preziosi, è stata già restituita ai proprietari. Continuano però le indagini per accertare che non ci siano altre famiglie coinvolte. La donna, già pregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata denunciata per furto e minaccia, avendo intimorito una delle vittime per dissuaderla dal presentare denuncia.